Il ricordo è molto intenso da quando ero bambino, la memoria dello zio è sempre stata coltivata, diciamo, all'interno della famiglia e via via che poi sono emersi anche dei documenti come le lettere che lui scrive tra il febbraio 44 e il luglio 44, quando decide di entrare nella Resistenza, nella Brigata Piave. Quindi il crescere di questa documentazione ha permesso a noi familiari di capire, diciamo, lo spessore di questo zio che aveva 19 anni e che in 19 anni ha vissuto una vita intensa donandola per la comunità, per la nostra libertà, come probabilmente tanti di noi, neanche io, riuscirò mai a fare. Che sensazione è quella di portare il nome di una persona che a tutti gli effetti è stato un patriota per la patria? È una sensazione forte, però al di là del nome riflettevo ancora una volta, soprattutto in questi giorni qua, che io spero che siccome ognuno porta con sé non solo il proprio patrimonio genetico, ma anche il patrimonio della famiglia, di quelli che ci hanno preceduto, la speranza e l'augurio che faccio a me stesso, anche ai miei figli, è di portare dentro di sé la memoria che poi nel momento opportuno possa diventare anche concretezza di quanto è stato, di come ha vissuto lo zio. Quindi è una memoria più che sul nome, sul fatto di sentirlo dentro.